Una roba incredibile, veramente sono animali, non sono gente queste qua. Dentro là, calci, pugni, tutto quanto, tutto quanto. Non abbiamo fatto niente a loro, niente, niente, niente. I marocchini aggrediti a Vittorio Veneto da un gruppo di ultras del Treviso dopo la partita di mercoledì scorso non riescono ancora a capacitarsi delle ragioni di tanta brutalità, se non l'aggressione a sfondo razziale. Nel frattempo i tifosi, che sono stati identificati dagli agenti della Digos e dai carabinieri, si sono rivolti ad un legale. Io ne ho sentiti una decina, non so quanti siano stati identificati da parte delle forze dell'ordine, ma il fatto di essere stati identificati chiaramente non significa necessariamente indagati. Sono stati identificati evidentemente per la presenza in loco. I 10 ultras hanno fornito all'avvocato la propria versione dell'accaduto. Non c'è stata nessuna autonoma aggressione, anzi sembrerebbe che a fronte di un tentativo da parte dei residenti del palazzo di venire alle mani con i ragazzi degli ultras, loro si sono sostanzialmente difesi. Una versione dunque completamente diversa rispetto a quella fornita dai due stranieri, che hanno raccontato di essere stati picchiati senza ragione sotto gli occhi atterriti della figlia tredicenne di uno dei due. L'altro, un vicino di casa, era sceso proprio per aiutare il connazionale. Al momento i marocchini, in Italia da molti anni e ben integrati, non hanno ancora sporto denuncia perché, ci hanno detto ieri, hanno paura e vogliono vivere tranquilli, quindi sarà da vedere come procederanno le indagini.